Focus bollettino colture erbacee, aggiornamento. Notue. Abbiamo iniziato le osservazioni degli appezzamenti a mais nel periodo segnalato dal modello per controllare l'incidenza dei danni da nottua nei nostri appezzamenti e capire se era necessario o meno un trattamento di controllo del fitofago. Abbiamo osservato che il sintomo principale, quasi la totalità delle piante con danni, era quello di rottura, taglio della pianta sopra la superficie del terreno, a circa 2-5 centimetri di altezza dalla superficie del terreno. È quindi abbastanza facile individuare le piante con sintomi di danno e quindi accertare se la soglia del 5% di piante attaccata è stata superata o meno. Abbiamo trovato diverse larve. Questa, tanto per dare un'idea delle dimensioni, è una larva di quinto stadio, che è quella prevalente negli ultimi giorni. È quindi abbastanza semplice individuare se è stata superata la soglia o meno. Nelle nostre osservazioni diciamo che i danni sono pur presenti in molti appezzamenti, sono molto contenuti, inferiori sempre al 5%, tranne superfici molto limitate. Un'ultima occhiata comunque può essere opportuna. Dobbiamo anche considerare che nel tempo si possono sommare le larve derivanti da voli successivi e quindi può aumentare il numero, la densità per l'appezzamento. Un'ultima occhiata può essere opportuna. Elateridi. È il momento in cui gli elateridi possono fare danno al mais e ad altre culture suscettibili nelle prime fasi. I sintomi sono quelli classici di appassimento della foglia o delle foglie centrali, la rottura della fogliolina centrale, per esempio, che può staccarsi. Abbiamo in corso nell'azienda pilota dimostrativa di Valle Vecchia delle prove sperimentali parcellari dove i principali prodotti per il controllo degli elateridi e i biostimolanti, alcuni biostimolanti che vengono consigliati nelle prime fasi di sviluppo, sono messi a confronto. Potete venire in qualsiasi momento facendo una telefonata o scrivendo a bollettino.erbacee@venetoricoltura.org e sarete portati a vedere la prova con lo schema sperimentale che è stato realizzato. Diabrotica. Sono le sommatorie termiche hanno portato ormai a una percentuale elevata di scisure delle uova e cominciano a trovarsi negli appezzamenti le larve di secondo e di terzo stadio. Come sappiamo, il rischio c'è solo dove mais segue mais, le popolazioni di adulti sono state elevate negli ultimi anni. Dobbiamo porre attenzione adesso se in questi casi è stato seminato ancora mais. L'utilità dei modelli previsionali in questa fase, tra l'altro, è quella di determinare il momento in cui tutte le uova sono schiuse e quindi da quando si può seminare mais senza rischio di avere danno apprezzabile sulle radici e senza rischio di produrre adulti che poi emergeranno e che potranno contribuire all'aumento delle popolazioni per gli anni successivi. Quindi seguite il bollettino e capirete quando la chiusura delle uova si è completata e quando si può seminare il mais senza rischi, anche se è un appezzamento che proviene da mais in zona con elevate popolazioni di adulti di diabrotica. Alla prossima!